Dopo l'esperienza dell'anno scorso sono stato di nuovo ricontattato dai maestri pizzaioli responsabili di Casa Sanremo. Vuol dire che l'anno scorso qualcosa di buono avrò fatto e sono stato richiamato per fare di nuovo il pizzaiolo e entrare a far parte di questo team di Casa Sanremo per i nostri cantanti italiani, i nostri VIP più famosi e tutte le varie troupe televisive, radiovisione. L'anno scorso è stato ovviamente il primo anno e molto più difficile, fortunatamente sono riuscito ad avere contatto direttamente con Casa Sanremo e quest'anno invece è venuto molto più facile perché hanno quasi riconfermato quelli dell'anno scorso, aggiungendo ovviamente altri nuovi, perché danno possibilità a tutta Italia di poter essere pizzaioli ufficiali di Casa Sanremo. Il mio ruolo sarà appunto principalmente fare le pizze, dall'impasto alla cottura ultimata, anche a servirli siamo sempre noi che li serviamo ai tavoli. L'anno scorso i VIP, i personaggi, i cantanti cosa hanno detto di questi capolavori? Sono rimasti tutti meravigliati perché facevamo veramente delle pizze buonissime, non si aspettavano che all'interno del Palafiori c'era l'area riservata a noi pizzaioli e alla ristorazione e al bar, quindi è stato anche per loro un momento di svago e non solo lavoro per loro. Ci parli dei giorni, quando andrà a Sanremo? Allora io quest'anno ho deciso di fare un giorno in meno, partirò il giorno 5, lunedì, arriverò direttamente e lavorerò là. Rientrerò sabato, non aspetterò la finale come l'anno scorso per questione di collegamenti. I miei colleghi, diciamo che la maggior parte siamo siciliani, la competizione è altissima tra di noi, non c'è gelosia, la cosa più importante di questo mestiere non c'è gelosia, ognuno dà il suo contributo, ognuno insegna a fare qualche altra cosa, così è il momento giusto per io migliorare sempre di più la mia pizza e confrontarmi con dei veri professionisti del settore.